Non si fermano le indagini sul misterioso killer degli autovelox. L'ultimo colpo di Fleximan tra lunedì e martedì notte a Villa del Conte. Nel frattempo sul caso si muovono le istituzioni. Lunedì faccia a faccia tra il prefetto di Padova Francesco Messina e la vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini. Un fenomeno che sta preoccupando gli amministratori e che in qualche maniera deve essere trattato. Primo perché questi atti sono degli atti di vandalismo, di illegalità, ma di fondo sono anche la spia di un vissuto, di una percezione che hanno anche i cittadini. Allora noi riteniamo opportuno fare delle riflessioni con le istituzioni che poi decidono, sto pensando quindi alle prefetture, ma anche attraverso la nostra associazione alle amministrazioni comunali, perché si valuti effettivamente la necessità di tali dispositivi. Un dibattito al quale si aggiunge Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe, il comune che ha annullato le 90.000 multe scattate in 2 mesi lungo la strada 307 del Santo. Nessuno deve fare giustizia da sé, nessuno può inventarsi una mattina e buttare giù semafori, pali, telecamere di quartiere, telecamere che controllino le targhe per eventuali auto rubate o anche di moderazione della velocità. Poi c'è tutto un altro tema che è l'abuso di strumenti diciamo di controllo, di presidio della velocità, alcuni autorizzati dai vari prefetti, altri meno. È giusto invece che il governo intervenga in una forma che diciamo sani questi buchi normativi e diciamo semplifichi la questione, ma eviti che ci sia un abuso di queste strumentazioni lungo le strade.